Grazie. Vado? Ok, buonasera a tutti. Io sono Giovanni Maccioni, l'assessore alla cultura del Comune di Serramanna. Benvenuti a questa serata di prologo del Festival Strangius, che quest'anno si terrà a settembre. A differenza degli altri anni, quest'anno abbiamo aggiunto 2 giorni in più rispetto a quello che è il festival tradizionale, quello che abbiamo fatto gli scorsi anni. Quindi il festival si terrà dall'11 al 17 settembre. Abbiamo anche anticipato un po' i tempi, visto che insomma, gli altri anni abbiamo sempre avuto una giornata di pioggia all'interno di quello che era il programma del festival. Quest'anno, a differenza degli altri anni, si è deciso anche di dedicare una parte alla scuola, però questa parte che si svolgerà nella scuola si farà a novembre, quindi ci sarà un momento dove i ragazzi avranno la possibilità insomma, di approfondire la conoscenza insomma, degli autori, dei libri che verranno presentati, avranno il tempo insomma, di fare questo lavoro previo. Che dire, il tema del festival di quest'anno è banditi messi al bando, oltre le sbarre, fenomeni di libertà e criminalità, che è il tema che poi è stato scelto dal pubblico, è stato scelto dal pubblico lo scorso anno, quindi siete voi che avete in sostanza scelto quello che sarà il tema. Bene, io non aggiungo altro, l'unica cosa che vorrei fare è ringraziare sicuramente il gruppo Frades che ha organizzato questa manifestazione e sicuramente c'è da ringraziare anche le persone che poi hanno lavorato e che lavoreranno per questo festival, soprattutto il nostro direttore artistico che è l'anima del nostro festival. Quindi niente, io passerei subito la parola forse a Valeria, che insomma quello che poi è lo spirito del festival, presenterà la nostra autrice di stasera che ringraziamo e insomma ci sarà questa chiacchierata con l'autrice. Buona serata a tutti e grazie. Buonasera a tutti. Allora, oggi presentiamo il libro di Marina Castellano che si intitola Vorrei vedere i bimbi giocare. Marina è laureata in infermieristica, scusami, ed è specializzata in emergenza clinica. Dal 2002 ha collaborato con diverse ONG come Emergency e Medici Senza Frontiere e ha visto diversi teatri di guerra. Infatti in questo libro presenta diverse esperienze, infatti descrive queste esperienze di guerra, tra cui guerre in Afghanistan, in Sudan, nella Repubblica Centrafricana, Repubblica Centrafricana. Allora, siccome non voglio fare tanti spoiler di questo libro, parto subito con la prima domanda, che in pratica il libro viene diviso in diversi capitoli. Ci sono diversi titoli, dove lei, diciamo che il titolo viene impostato con nomi di infermieri o bambini che incontra nelle diverse missioni. La prima domanda, come ho detto il libro, è stata: qual è il ricordo che ti è rimasto più impresso nella mente di tutte le missioni, diciamo, proprio il primo? Innanzitutto buonasera e grazie di essere qui questa sera anche con questo vento che sinceramente non mi aspettavo qui in Sardegna. Arrivo da Torino e dico mamma mia, andrò al caldo, direi di no, ma meglio così. Allora, io credo di ricordare, se mi metto un attimino ferma, come ho fatto per questo libro, per poter scrivere queste storie, mi tornano in mente veramente quasi
tutte le persone che io ho incontrato in questi ormai quasi 23 anni di missioni. Sicuramente una delle storie però che mi ha colpito di più è quella che mi ha spinto a scrivere questo libro, ed è la storia di Emanuel, perché io ho scritto questo libro perché ho fatto una promessa a questo ragazzino della Repubblica Centroafricana, a Bangui, che ho incontrato nel 2014. Era un ragazzino di 14 anni e io ho promesso a lui che avrei raccontato la sua storia. E quando è arrivato il momento poi che ho deciso di scrivere la sua storia, era poi il 2021, non sapevo bene come fare. E allora ho pensato che conoscevo anche tante altre storie e che era giusto secondo me far conoscere anche queste altre storie, e allora ho impostato il libro su 12 mesi e in ogni mese c'è appunto una storia che in qualche modo mi ha colpito particolarmente e che mi è tornata in mente quando ho deciso di scrivere. Sicuramente Manuel è uno di questi, e poi tante altre persone che io dico sempre che sono, al di là che me l'hanno detto ed è anche scritto nel libro, che sono una donna fortunata, però è proprio vero, perché questo lavoro mi ha permesso di incontrare veramente tante persone e tante belle persone, e io veramente se chiudo gli occhi le ricordo veramente tutte. Okay. Sicuramente nelle missioni che hai fatto nel tempo hai avuto anche un sentimento, ovvero la paura. Faccio riferimento soprattutto a un capitolo che penso che sia l'ultimo, che è Marina e i talebani. Penso che lì hai avuto tantissima paura, ovviamente. Allora, in realtà io lì ho avuto paura, ma una paura che ho realizzato poi dopo. Sul momento io non temevo per la mia vita e per le persone che erano con me in quel momento, no, per l'altra persona espatriata come me, perché noi che andiamo all'estero veniamo chiamati espatriati, ecco. E allora per me lei non ho avuto paura, mentre invece per i nazionali che ci stavano accompagnando, per la loro vita sì. Però sicuramente il momento che ho vissuto con più paura è stato invece in Libia nel 2011, durante l'attacco di Gheddafi a Misurata, e lì ho avuto paura perché eravamo noi il target, ed è stata l'unica volta in 23 anni in cui mi sono sentita veramente un obiettivo da far fuori, insomma. Mentre invece in Afghanistan io non mi sono mai sentita un target da parte dei talebani o dagli altri che comunque stavano combattendo. Poi certo che il pericolo che una bomba ti arrivi in testa, perché insomma, come diceva anche Gino, le bombe non sono intelligenti, le persone che le sparano ancora meno, e perciò non sai mai dove vanno a finire, perciò possono puntare in un punto ma poi vanno a finire in un altro. Però ecco, io non mi sono mai sentita un target in Afghanistan, perciò anche in quell'ultimo capitolo dove racconto questa storia, perché in questa storia praticamente noi veniamo fermati dai talebani sulla strada. Io era una missione in cui mi occupavo dei posti di prima assistenza che emergency a dislocati un po' in tutta l'Afghanistan e soprattutto nel nord Afghanistan. E allora ogni tanto, una volta ogni 15 giorni, facevo il giro di questi posti dove appunto avevamo il nostro staff che operava dentro. E in uno di questi giri una volta insomma, siamo stati proprio fermati, braccati dai talebani. Ecco, io lì ho pensato, forse quando nel momento in cui hanno preso la mia ID card, che avevamo sempre addosso io e la collega che era l'amministratrice, lei, ho pensato più che ci rapissero, perché noi italiani siamo sempre un buon conto in banca all'estero per chi ci vuole rapire, perché il governo italiano, per fortuna dico io, è l'unico che paga per i rapimenti all'estero.
Perciò io pensavo più a questo, non ho mai temuto per la mia vita. Pensavo appunto che le guardie invece che ci stavano accompagnando, l'autista e l'infermiere, sì, venissero uccisi, loro sì. Invece poi è successo tutto un fatto che non ha, insomma, che per fortuna non è finita così male, ecco. Un altro argomento che hai toccato, diciamo, nel libro è quando tu, essendo nelle missioni, incontri determinate persone del posto, anche quando sei in ospedale, come in pratica rapportarsi con quelle persone del posto e soprattutto anche il pensiero, ovvero il pensiero della donna lì, ovvero la visione della donna è diversa dalla nostra, giustamente, anche rispetto alla religione. Penso che molte volte non accettavano anche il tuo supporto medico in molti ospedali dove hai fatto le missioni. Più che il mio supporto sanitario non accettavano il mio ruolo di coordinatore, perché comunque in tutti gli ospedali, sia quando si lavora appunto, io lavoro tanti anni con Emergency, adesso sono da 7 anni più o meno che sono come Medici Senza Frontiere, ma entrambe le organizzazioni lavorano con i nazionali, cioè noi si va in un posto dove si va in un ospedale, ad esempio Emergency ha i suoi ospedali, Medici Senza Frontiere va negli ospedali invece di solito pubblici, fa degli accordi col governo locale e prende in gestione l'ospedale, però si lavora sempre con i nazionali, cioè con le persone nazionali che sono lo staff principale. Poi ci sono gli espatriati, appunto, che dicevo prima, che vanno giù e collaborano con i nazionali, ma uno staff espatriato di solito, quando sono tanti, siamo in 15, massimo 20, ecco. Mentre invece loro, ad esempio, l'ultima volta che sono stati in Afghanistan nel 2020, ero con Medici Senza Frontiere, era un ospedale ostetrico, c'erano più di 300 persone che ci lavoravano dentro, perciò insomma sono davvero tanti. La difficoltà è quella di riuscire a entrare in relazione con loro, ma soprattutto di rispettare loro. Cioè, se io vado giù e inizio a dire tu sei un cretino, spostati, oppure insomma a dare dei comandi, cioè questo non si fa neanche in Italia, non bisognerebbe farlo neanche in Italia veramente, però ahimè succede in Italia molto spesso. Però il fatto di rispettare l'altra persona e anche quello che vive l'altra persona, perché comunque è un dato di fatto, io vado in Afghanistan e non posso pretendere che, anche se loro lavorano in un ospedale che è gestito da internazionali, si comportino esattamente come vogliamo noi. Cioè dobbiamo comunque far sì che loro imparino innanzitutto il lavoro, perché molto spesso bisogna stare lì e fare formazione, però bisogna anche rispettare la loro cultura. E su questo devo dire che in tutti gli staff, lo dicevo anche ieri sera quando mi è stato chiesto ma come comunicate, no? Ecco, all'estero noi abbiamo le persone che traducono, i traduttori locali, perciò quando si fa la selezione del personale si scelgono anche dei traduttori che però oltre a tradurre ti spiegano anche come devi comunicare con una persona che non è della tua cultura, perciò ti insegnano anche a come esprimerti, a come anche muoverti di fronte ad una persona che non è della tua cultura. E questo lo facciamo anche in Italia. Io adesso sono su un progetto di Medici Senza Frontiere che opera a Roccella Ionica e a Ventimiglia, si chiama People on the Move, e spesso abbiamo dello staff che non ha ancora mai, staff italiano, che non ha mai lavorato all'estero, e si trova di fronte le persone che arrivano ad esempio dall'Afghanistan. Roccella Ionica arrivano soprattutto dalla rotta turca, perciò arrivano afghani, soprattutto iraniani, siriani, pakistani, e il medico, l'infermiere si approcciano a queste persone in un modo che non è corretto. Allora chi è che ci aiuta? Sono i mediatori interculturali, che per noi sono fondamentali, e anche lì non perché devono tradurre,
perché tradurre sì è importante, ma anche come ci dobbiamo muovere noi nei loro confronti. Se un medico mi mette la mano sulla spalla alla donna afghana, non va bene, perché la donna afghana si ritrae subito, perché comunque giustamente non è abituata e non deve, comunque non lo accetta. Perciò ecco, imparare a rispettare la cultura dell'altro è quello che ti mette nella condizione poi di lavorarci insieme, questo sì. Allora, un'altra domanda che può essere anche un po' banale. Cosa ti ha insegnato questa esperienza dal punto di vista umano? Beh, innanzitutto non so se dal punto di vista umano o meno, che comunque la guerra è assolutamente inutile sempre. Non esiste una guerra che sia utile, non esiste mai nessuno che vince una guerra. In tutte le guerre non c'è mai un vincitore, perciò è inutile che stiamo a dire ha vinto quello, ha vinto quell'altro, non vince mai nessuno. E gli unici che perdono sono sempre soltanto i civili, e questo è un dato di fatto, cioè non è neanche uno dice ma le solite cose che si dicono, no, è un dato di fatto. Se uno fa epidemiologia, va a cercare, si mette lì, fa un po' di calcoli eccetera, vede che raccoglie i dati e vede che i civili sono il numero maggiore dei morti e sono soprattutto donne, bambini e anziani. Questo perché? Perché sono quelli che rimangono a casa. Anziani, come dicevo ieri, in questi paesi ce ne sono molto pochi, perché l'età media è veramente molto bassa, pertanto sono donne e bambini, soprattutto i morti. Poi c'è una cosa che ho capito, che sicuramente le guerre non servono assolutamente a nulla, e ne ho avuto proprio la dimostrazione, ecco, non soltanto che me l'avevano detto, ma adesso posso dire che è così. E poi dal punto di vista umano credo che quello che ho imparato, e torno un po' al discorso di prima, è che bisogna veramente imparare a rispettarsi. Bisogna imparare a rispettarsi, bisogna imparare ad ascoltare le persone, a non puntare il dito sempre contro, a cercare di avere anche una visione che va oltre a quello che pensavamo fosse il nostro limite. Io sono cambiata moltissimo in questi anni. Io prima ero sicuramente molto più impulsiva, sentivo parlare di militari, diventavo una matta, cioè non volevo assolutamente neanche vederli da lontano. E invece no, col tempo, come anche appunto ieri durante la presentazione ho detto, ho imparato che comunque bisogna rispettare comunque l'idea e le visioni di tutti. Soprattutto in certi contesti io ho imparato che non si va per ammazzare le persone, si va con un obiettivo, che è quello di aiutare le persone. Che poi uno lo faccia in un modo che a me non piace, questo non vuol dire che questa persona è una brutta persona per forza, ecco. Perché per lui sono io la brutta persona, perché lo faccio in un modo a cui lui non piace, ecco. Perciò ecco, questa cosa è una cosa sicuramente che ho imparato con gli anni, a moderarmi molto, questo sì. Allora, un'altra domanda è sul fatto di diventare volontaria sulle missioni umanitarie, ovvero ci sono dei requisiti per poter affrontare queste missioni, ma proprio secondo te, non a livello di organizzazioni, ok? Cosa bisogna avere? Pratico. Esperienza. Tutte le organizzazioni, le grandi organizzazioni, innanzitutto io dico sempre che a me chiedono spesso dei ragazzi giovani come faccio per partire, cosa posso fare, cosa devo fare, eccetera. Allora, innanzitutto dico di appoggiarsi a delle organizzazioni serie. E una cosa fondamentale di un'organizzazione seria è che quando si presenta ti presenta innanzitutto il bilancio annuale. Questa è la prima cosa, che deve essere pubblico, questo è fondamentale. E poi comunque per chi deve partire, assolutamente tutte le organizzazioni devono avere un piano di sicurezza, questo è importantissimo. Se non hanno un piano di sicurezza non partite, questo è
è veramente fondamentale. E poi credo che loro chiedono veramente, sia Emergency che Medici Senza Frontiere chiedono 3 anni di esperienza in Italia, o con altre organizzazioni, quello insomma nel ruolo in cui uno vuole partire. Credo che sì, 3 anni siano il minimo, credo che però sia importante, almeno per la parte sanitaria io parlo, che uno abbia un po' di esperienza comunque di lavoro, che non deve essere necessariamente nel pubblico, può essere anche nel privato, per carità, però sicuramente è importante. È importante non tanto dal punto di vista tecnico, perché tecnico alla fine si può essere bravi anche in fretta, no? Però proprio il fatto di imparare a stare al lavoro con delle altre persone, perché non è facile, cioè lavorare in gruppo, in team non è facile. Infatti in Italia si lavora molto poco in team, spesso ci si trova in ospedale. Io ho lavorato per più di 20 anni, ho lavorato al pronto soccorso del CTO di Torino, lavoravo in ambulanza, lavoravo anche nell'isoccorso, perciò l'importanza di essere team è fondamentale, però io molto spesso mi sono sentita sola. Mentre invece in un'organizzazione grande che lavora appunto in questi contesti anche critici, forse per questo è il motivo per cui è fondamentale essere un team, e puoi impararlo soltanto se hai esperienza già qua, altrimenti non riesci a farlo, ecco. Credo che sia fondamentale. Poi le lingue, l'inglese è fondamentale, Medici Senza Frontiere si chiede anche il francese, e cosa consiglieresti a una persona che vorrebbe intraprendere il percorso come volontaria nelle missioni umanitarie? E di farlo, se ci tiene sicuramente di partire, di documentarsi bene, quello che ho detto prima, appunto, pensare di andare con un'organizzazione seria. In certi paesi bisogna proprio veramente riuscire a capire che una piccola organizzazione può essere veramente un rischio, perché comunque certi paesi sono veramente molto pericolosi, soprattutto i paesi dell'Africa. Ci sono dei paesi che sono veramente molto pericolosi, e come dicevo prima noi italiani siamo veramente un buon bottino all'estero, perché comunque appunto il governo paga, almeno fino adesso ha pagato, non lo so. Ahimè. Allora, io avrei finito le domande, quindi vorrei pensare, cioè, non so se il pubblico vorrebbe fare qualche domanda a Marina sul libro, sulle sue esperienze nelle missioni. Io ho letto il libro personalmente e l'ho trovato abbastanza interessante, soprattutto è molto pieno di emozioni. Alcuni capitoli proprio toccano personalmente, qualche lacrima mi è scesa, quindi mi ha emozionato particolarmente. Non so, io se volete posso rispondere a qualche domanda, se avete qualche domanda da farmi. Vorrei farne una io. Sì. No, nella lettura del libro, ciao a tutti, nella lettura del libro ci sono alcune storie particolari che molte sintetizzano il tuo rapporto con la tua famiglia e quella con tua madre, quando dici qualche nome sulle bombe che cadono sull'isolata, anche il tuo rapporto con la tua famiglia. Ecco. Tu ad esempio avresti fatto questo lavoro, l'avresti fatto se avessi avuto un altro rapporto con la tua famiglia. Ecco, la tua famiglia è tutto quello che fai quando vai a fare l'infermiera in 23 anni ormai, l'infermiera nei posti di guerra. Allora, la mia famiglia è stata fondamentale per queste mie scelte. Se io non avessi avuto mio marito e mia figlia che mi hanno sempre supportata in queste mie scelte, io forse avrei fatto una prima missione e poi non l'avrei più fatta, ma non perché loro non volevano che io la facessi, perché per me tornare a casa, cioè loro vogliono dire casa, cioè, perciò per me
sapere che loro sono lì, che mi aspettano, sapere che loro ci sono, per me è veramente fondamentale, cioè non riuscirei ad stare via se non sapessi che loro sono lì che mi aspettano, e loro hanno sempre condiviso con me tutto e non mi hanno mai fatto pesare nulla. Come ho detto ieri, non siamo una famiglia del mulino bianco assolutamente, abbiamo avuto tutte le nostre belle, sono 36 anni che io sto con mio marito, abbiamo una figlia di 32, sono nonna da 2 mesi e adesso coinvolgo anche Margherita, però mia figlia ha avuto le sue belle crisi adolescenziali, io e mio marito abbiamo avuto le nostre crisi come tutte le coppie, però loro due non mi hanno mai detto è per colpa tua perché non ci sei stata, perché eri via. Ecco, questo io è una cosa di cui li ringrazierò sempre. E lo stesso tutte le persone che sono vicino a me, i miei amici, mia madre che non c'è più. Io quando ho scritto questo libro, il capitolo che parla di lei, lei c'era ancora e quando ho finito di scriverlo lei non c'era più. Ho lasciato però il capitolo così perché mi sembrava giusto mantenerlo in quel modo. Però lei mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre anche criticato tanto, però mi ha sempre sostenuto anche molto, mio fratello, mia cognata, tutti quanti. Tant'è che c'è la parte dei ringraziamenti nel libro, che dico sempre solitamente, ma io per prima quando leggo un libro non li leggo. Io ci ho messo tantissimo a scrivere quei ringraziamenti, perché ogni persona che ho ringraziato per me ha rappresentato veramente tanto, ha voluto veramente dire tanto nella mia vita e continua a voler dire tanto nelle scelte che ho fatto, e perciò mi sembrava giusto dare il giusto peso nel dire grazie a queste persone, e in particolare poi certo alla fine a mio marito e a mia figlia, che sono sicuramente le persone principali che mi hanno permesso di fare questa scelta qua. Una domanda volevo chiedere. Lei è laureata in infermieristica, ha fatto tutto il suo percorso di infermiera a Torino. Cos'è che a un certo punto fa che uno decide di andare in campi di guerra a rischiare la propria vita per, appunto, cioè qual è il motivo che fa scattare questa partenza? Non so, poi magari domanda ingenua anche quella. No, assolutamente. Uno vede tante cose tristi in Italia, no? Cioè poi magari gli infermieri lavorano, i medici lavorano a livelli osceni, lo sappiamo, ci sono tanti problemi, però a un certo punto uno vuole passare il livello superiore e andare in territori ancora più difficili a gestire problematiche ancora più brutte, violenti forse. Ma ci tengo a dire che i colleghi forse intendeva lavorano a livelli osceni non perché lavorano male, ma perché sono costretti a lavorare in modo terribile. Questo sì, perché io i colleghi che ancora adesso appunto li sento, i miei ex colleghi, e devo dire che insomma lavorano veramente in condizioni terrificanti, condizioni che io non incontro a volte appunto in certi paesi, perché c'è un'organizzazione tale, c'è un'attenzione tale che insomma da parte di chi coordina, che insomma ci mette in condizione di lavorare in modo più facile. Io quando ho deciso di diventare infermiera, ho deciso di diventare infermiera abbastanza tardi, avevo 30 anni, e a seguito di un incidente che ho avuto. Io prima vivevo nel mondo dello sport, facevo nuoto, sono sempre stata in quel mondo lì. Poi ho avuto un brutto incidente verso i 28 anni e niente, ho deciso di fare l'infermiera. Come chi vede la Madonna, io invece ho visto l'infermiera e ho detto ok. La cosa che ho sempre però saputo è che, perché me l'ha insegnato mio papà, che ha vissuto la guerra, che la guerra è una cosa brutta. E perciò quando sono diventata infermiera e sono andata avanti in questo a studiare e poi ho iniziato a lavorare,
un giorno, questa sembra una storia raccontata tanto per raccontarvi, però è andata così in effetti. Stavo guardando il Maurizio Costanzo Show con mio marito e a un certo punto è comparso Gino Strada al Maurizio Costanzo. Era l'inizio che c'era Emergency, era l'inizio che lui stava facendo tutta quella campagna contro le mine anti-uomo, non so se ne avete mai sentito parlare. E quando io ho visto lui ho detto a mio marito, beh, io un giorno lavorerò con questo qua. E in effetti è andata così, cioè, però sapevo che dovevo prima, appunto, quello che ho detto, che bisogna fare esperienza, bisogna prima lavorare e saper lavorare con gli altri. E poi ho fatto domanda con Emergency e ho deciso di partire. Sicuramente però avevo già di base il fatto che mio padre mi ha sempre detto quanto la guerra fosse una cosa inutile, che non servisse assolutamente a nulla. E sapere che c'erano delle persone che lavoravano in quel contesto ed erano italiane, avevano messo su questa organizzazione e stavano facendo queste cose mi ha spinto poi a fare domande e partire con Emergency. Questa è stata la spinta che... Grazie per avermelo chiesto. Salve, c'era anch'io una domanda. Allora, veniamo da contesti completamente diversi perché io faccio la musicista. Ah, ok. Nel 2020 io col tempismo ho dei problemi, cioè nel senso che mi capitano le cose sempre nel momento sbagliato o forse molto giusto, non l'ho ancora capito, forse il tempo me lo dirà, però ho fatto un'esperienza con le Nazioni Unite in Niger, in un paese molto complicato. Dovevo stare 2 settimane e ci sono rimasta 4 mesi perché l'aeroporto fu bloccato, chiuso, eccetera, eccetera. Ma la cosa che volevo chiedere è un'altra. Allora, io sono partita come anche con l'ignoranza, forse con la dose di emotività naif che un po' caratterizzano noi europei che viviamo da questa sponda, che vado in Africa perché c'è bisogno di me, no? Ecco, questa cosa io me la sono detta. Poi mi sono resa conto che invece io avevo un sacco bisogno di Africa, perché fondamentalmente sono tornata guarita io da tante cose, ok? Quindi volevo chiedere se questa percezione è stata soltanto mia o se l'hai sentita anche tu a modo tuo, nel senso che è vero che si va a tratti dalla sofferenza per dare una mano, però è vero anche che ci cura un sacco questa cosa, perlomeno come è successo. Volevo chiedere se è successo anche a te. Sì, assolutamente sì. Quando, ecco, un'altra cosa che ho imparato, che prima tu mi hai chiesto cosa, insomma, ho imparato anche da questa esperienza, tutto è proprio questo anche, che noi andiamo in questi paesi pensando di salvare il mondo, poi insomma dopo un po' ti rendi conto che il mondo non riesce a salvarlo assolutamente, e puoi fare un piccolo pezzo, ma quel piccolo pezzo lo puoi fare soltanto perché là ci sono loro che ti aiutano a farlo, quel piccolo pezzo, che sia l'Afghanistan, che sia l'Africa, ovunque. Io sono tornata sempre con un pezzo in più e non è sempre stato un pezzo in più negativo o di sofferenza. Certo, sofferenza ne ho sempre vista tanta, però sicuramente io ho imparato sempre qualcosa in più, sia dal punto di vista professionale anche, che uno dice ma come, sei andata lì che devi anche fare formazione a loro, e poi invece in realtà io ho imparato tantissimo a livello professionale da loro, ma anche proprio per quello che loro mi hanno saputo dare, ma già soltanto nell'accogliermi, perché nel momento in cui tu vai in un posto che non è casa tua e vieni accolto, beh, è tanta roba. E infatti noi dovremmo imparare davvero tanto questa parola, l'accoglienza, cosa vuol dire, cosa che invece, ahimè, non sappiamo e non è vero che non la sappiamo. Io adesso che sono appunto tra Orcella Ionica e Ventimiglia vedo quanto il sud comunque sia molto accogliente, ma veramente tanto accogliente. Sappia cosa veramente significhi questa parola, mentre invece il nord lo sappiamo veramente molto poco, almeno devo dire che abbiamo tanto da imparare. E sì, io assolutamente ho imparato tanto. Ci sono... Okay.
Salve. Allora, la mia domanda si riallaccia un po' al titolo del libro, che io non ho avuto ancora il piacere di leggere, però ne ho letto un altro che è di un collega scrittore, Giuseppe Catozzella, che ha scritto Il ragazzo contro la guerra e parla proprio di Gino Strada. La mia domanda è questa. Visto che è è quasi paradossale andare in questi paesi del mondo dove i bambini, anziché giocare, saltano in aria appunto con i cosiddetti pappagalli verdi di cui parla appunto Gino. Invece da noi è la normalità. Io mi sono chiesta quanto è importante parlare della guerra ai bambini, raccontargliela, leggendo appunto le storie che voi raccontate. Il libro di Catozzella io l'ho letto a mia figlia, che ha 9 anni, e che conosce Gino Strada e quindi sa che cosa vuol dire questo, quanto è sbagliata appunto la guerra. Mi rilaccia anche a quello che dicevi prima del tuo papà. Quindi la mia domanda è questa: quanto è importante raccontarla anche ai bambini, non facendola vedere in TV, ma proprio leggendola, raccontandola con le vostre storie. Grazie. Beh, io molto spesso vado nelle scuole perché vengo invitata dalle maestre o dalle professoresse, dalle insegnanti comunque a parlare con i bambini. Ultimamente mi hanno chiesto di andare nelle elementari. Ecco, io quello che ho notato differenza rispetto a qualche anno fa di quanto i bambini siano rimasti traumatizzati nel vedere quello che sta accadendo in Ucraina, un po' perché qualcuno aveva dei compagni che arrivavano dalla Russia o dall'Ucraina, perciò già lì c'era anche il discorso dei due punti della guerra, un po' per quello che vedevano in televisione e proprio perché la vedevano e la sentivano, perché poi noi adulti siamo stati i primi a farla sentire la nostra guerra, no? Questa, a differenza invece di quella dell'Afghanistan, quella della Repubblica Centroafricana o altre che non sappiamo neanche che esistono. Ecco, perciò i bambini io li ho trovati molto molto provati da questa esperienza che hanno vissuto e che stanno vivendo ancora adesso. Infatti le domande proprio principali che mi facevano era: beh, hai avuto paura? Hai mai avuto paura? Ma quanti bambini morti hai visto? Continuavano a parlare di morte e io questa l'ho trovata una cosa abbastanza angosciante per me, perché prima non mi capitava di ricevere queste domande, erano altre le domande che mi facevano e non erano quelle. Io credo che sia importante per i genitori parlare, perché a questo punto non potete fare a meno di parlare della guerra, visto che la vivono tutti i giorni in televisione, ancora adesso comunque se ne parla, continuano a parlarne. Bisogna farlo nel modo corretto. Questo libro, ad esempio, per i bambini non va bene. Io lo dico, non mi scapito, ma è così. Cioè, può iniziare a leggerlo un bambino dalla terza media in su, ma un bambino delle elementari questo è un libro che non può ancora leggere. Anche una mamma può leggerlo prima e vedere al limite dei pezzi che può leggere, però è un libro un po' pesante, qualcuno l'ha definito un pugno nello stomaco, credo sì che sia in effetti un po' così, perciò credo che comunque sia giusto parlare, come è giusto parlare della morte ai bambini. Cioè, è inutile negare che la morte esiste e poi quando muore, che so, il cane, gli si dice ma è scappato, no, bisogna spiegarglielo e bisogna trovare il modo per farlo, assolutamente, perché comunque è una realtà, l'abbiamo vista, è una realtà che non è più lontana ma ce l'abbiamo vicina e perciò assolutamente bisogna parlarne. Io la cosa che approfitto per dire questa cosa, che questo libro sembra anche scritto in modo, in certi momenti, ma anche in modo molto semplice, ma proprio perché quando ho deciso di scriverlo ho pensato che volevo far arrivare un messaggio, far arrivare dei messaggi, raccontare delle storie e volevo che però il messaggio arrivasse. Allora ho pensato, quando vado nelle scuole io devo essere molto veloce nel far arrivare un messaggio. I bambini si annoiano dopo un po', anche gli adulti, però
bambino ancora di più. Perciò cercare di attirare l'attenzione del bambino, perciò dare un messaggio molto veloce con un linguaggio molto semplice. E perciò io il libro l'ho scritto nello stesso modo, ho adottato lo stesso sistema. Infatti anche ieri lo dicevo durante la presentazione, non troverete nel libro la descrizione del panorama, dell'ambiente attorno, di quanto è bello e verde questo parco, meno, ecco. È molto diretto, infatti per questo è un po' un pugno nello stomaco, perché ci sono delle storie che sono veramente molto molto forti. Però sì, ai bambini bisogna parlare della guerra. Questo è quello che penso io. Ci sono altre domande? Ci sono altre domande? Allora vi ringrazio. Grazie mille, no, grazie di essere venuti e grazie davvero di avermi ascoltata. Grazie. No, aspetta. Prima un'informazione, chi volesse leggere il libro, purtroppo ne sono arrivati pochissimi, al banco si può richiedere, si possono prenotare, chi li volesse poi li procuriamo per tutti. Adesso chiamo Tiziano che dà un omaggio e a Valeria e a... Mi sta censurando. Tanto ci sentiamo. Ci sentiamo, Sì, grazie Marina, questo è un omaggio per te. Io soprattutto volevo ringraziare anche i ragazzi della Franza che hanno organizzato questo tre giornate stasera qui al concerto. E ricordatevi l'11 settembre partirà il festival Strano. Grazie a tutti.